Per me i valori sono le cose importanti. Sono le regole morali, secondo le quali vorremmo vivere. I valori sono la motivazione primaria per le nostre azioni. Sono i nostri punti di riferimento, attraverso i quali valutiamo tutto ciò che facciamo noi e anche gli altri. L'amore è la cosa più bella del mondo. L'amore per i tuoi figli, l'amore per il tuo compagno, per la tua famiglia, per quello che fai, per la città in cui vivi. Per me il valore più importante è la conoscenza. La conoscenza ti cambia la vita. Ogni volta che impari qualcosa di nuovo diventi una persona migliore, sempre. L'amore per le loro bambine, Viola e Carla, per la bellezza, la cultura, la ricerca della felicità, ma anche per la propria terra, hanno convinto Florinda e Andrea a non andare via e restare qui, in Sicilia, e creare Farm Cultural Park, un luogo che rende felici, dove è possibile vivere esperienze di intensa relazionalità, di scoperta, di incontro con l'inedito e l'inaspettato, che espone alla bellezza in molteplici manifestazioni. Bellezza architettonica, umana, estetica, narrativa. La farm ti resta dentro, è uno stato dell'anima, è un modo di vivere. Non avrei mai immaginato di aprire un'attività a Favara e di costruire qui il mio progetto di vita. Farm ha cambiato totalmente la mia vita grazie alle persone che la frequentano abitualmente e anche grazie alle personalità che in questi anni sono venute qui a trovarci. Qualcuno ha anche teorizzato un effetto farm, un sentimento rigenerante che crea fiducia, voglia di futuro, senso di possibilità, desiderio di cambiamento, orgoglio e coraggio. Ma il cambiamento non è solo economico, è anche sociale e culturale. Nel mondo, purtroppo, negli ultimi tempi stanno accadendo delle cose bruttissime. Guerre, terrorismo, violazioni di diritti umani, nefandezze di ogni tipo. Anche nei paesi con una lunga storia di democrazia, libertà e uguaglianza si assiste ad un'inversione di tendenza preoccupante. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. Non penso che ci siano scorciatoie o soluzioni immediate. Forse l'unica strategia per cercare di rendere questo mondo un po' più buono, un po' più bello è ripartire da loro, dai nostri bambini. Per questo abbiamo creato SU, la scuola di architettura per bambini. Sono convinto che ognuno di noi nasca con dentro il seme dell'urbanistica, cioè il seme che ci permette di capire quando un luogo è bello, quando un luogo genera benessere, quando un luogo produce qualità e ci fa stare bene. L'importanza di capire e apprezzare una città sostenibile. Coinvolgere i bambini, farli ragionare sulla città, fargli capire che è possibile cambiare gli spazi, è possibile trasformarli e che c'è un legame fondamentale tra la nostra vita, la qualità della nostra vita e gli spazi in cui abitiamo. Imparare a riutilizzare le strutture già presenti nel territorio e a inventare, grazie a questi oggetti, dei nuovi usi, dei nuovi comportamenti e concretizzare fondamentalmente quello che manca nella loro città, grazie ai materiali di recupero. I bambini sono il nostro dono più grande, la nostra più grande responsabilità, il nostro più grande investimento. Ripartiamo dal futuro. Ripartiamo dai nostri bambini.